Cagliette, buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti. Amici di Cavazzere, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Bellissima, 1600. Maggiolino, ciao. Giulia. Buongiorno. Calciabetta, Monte Carlo. Maggiolino, 128 Rally. Giulia, Renault 4, BMW M3. Buongiorno, Semperanese con la sua duetta Spider, Alfetta, 500 Abarth. Lancia Fulvia, ciao a tutti. Lancia Fulvia, ciao. Allora, grazie di essere qui, ringrazio gli amici di Cavazzere, con Fabio Franchin c'è un'amicizia ormai pluridecennale, tutti quanti malati di motori, cresciuti a benzina e rally, e di conseguenza oggi quel raduno che è la 20ª edizione non poteva non passare per Adria. Adria che ha dato tantissimo al mondo del rallismo. Qui è nato Arnaldo Cavallari, a Cavazzere è nato Sandro Munari, che sono praticamente i due maestri del rallismo moderno. Perciò ci sono state diverse iniziative che hanno gemellato i nostri due comuni. Siamo molto felici e quando possiamo ci mettiamo insieme per proporre manifestazioni di un certo livello. L'anno scorso c'è stato un gemellaggio con Cavazzere in sala consigliare, proprio a suggellare questa grande amicizia che c'è sempre stata tra Adria e Cavazzere. E il 16 di giugno prossimo sarò io a Cavazzere, andrò a Cavazzere in sala consigliare a firmare questo accordo, questo patto d'amicizia tra queste due città molto importanti. Io sono Massimo Barbiani, sindaco di Adria, ex pilota di rally, campione italiano di rally, perciò la passione ce l'ho nel cuore e da sempre, quando posso, cerco di investire la mia città dall'attraversamento di tutte queste autovetture. Sono oltre 200 mezzi che sono circolati per la nostra strada, anche questa è promozione turistica del territorio. Un saluto a tutti quanti, complimenti ancora a tutti quanti agli organizzatori. Salve! Gli amici Sarto, buongiorno, un applauso per gli amici di Vellobra, tutto bene? Sì, dai, molto, tantissima gente, bello, emozionante. Benissimo, ciao a tutti. R5 Turbo, buongiorno, benvenuto. MG mi sembra. Ciao, guarda qua. Ciao Presidente. Morgan, anno 77, visto più vecchio, anche te. Benvenuti. Porsche, come quello del dottor Cavallari. Ciao. A Triumph Speed Tire, ciao. Ecco, un po' in ritardo ma arriva a velocità sostenuta. Diamo il colpo di bandiera, vai! 124 Spider, 1004 del boss Mattiazzi. No, non è lui, è lui o non è lui? Buongiorno, tutto a posto, la meraviglia. Bene, ciao!
124 Sport. Buongiorno, benvenuti ad Adria. Vai. PMV 320 mi sembra, giusto? 318 IS. Quando voi e qua le fermiamo le donne, buongiorno donne, ma ferme, allora come si sta là dietro? Un po' all'aria però. Divertite? Tantissimo, è andata bene. E lei? Benissimo. L'autista è affidabile? Ecco, Facciamo un applauso a questo equipaggio femminile. Ciao ragazze, il più bello per adesso, Ok, ciao. Golf GTI, seconda serie questo. È seconda serie questo, vero? Giusto. Come quello che avevo io in versione diesel. Questo è un po' più gonfiato, insomma. Tutti gialli qua, tutti canarini. Amate il giallo, vedo, Ciao. Una Benta Coupé. Buongiorno signor Sindaco e grazie dell'ospitalità. Tutto a posto? Benissimo signora, al telefono, tutto bene a casa? Benissimo, salve. Ciao. Sì. Una bellissima MG. Ciao, tutto a posto? Bene, tutto bellissimo, grazie. Buon viaggio, benvenuti ad Adria. Posto Fabio? Tutto a posto Massimo? Qua come va? Benissimo. Adesso guarda, scendiamo, facciamo scendere anche Rudy e gli diamo un saluto. Abbiamo il piacere di avere un amico, un grande amico, un maestro, Rudy Dal Pozzo, navigatore ufficiale di tantissimi piloti, pluricampione europeo e italiano. Grande amico di Arnaldo Cavallari. Era anche un altro signore che conosco, un Adriotto Doc, Guido Piva, che per chi non lo sapesse, la passione per i rally me l'ha trasferita quel signore là, quando mi legava sui tubi della Skodas che aveva, ripettava a spasso. Vieni Guido, vieni avanti. Cosa a livello nazionale. Grazie, e allora colgo l'occasione per invitarti il 9 serata motori e sono in contatto con Paola Peucci Senza, perché finalmente consegneremo quella famosa trompa del 90 che lui non ha mai ricevuto. Buongiorno, grazie. Questa si è portato 10.000 km di Ferroviario, F8.
però personalmente non.
Vi dico un po' di numeri: abbiamo circa un centinaio di moto presenti, abbiamo circa 75 macchine al raduno, poi abbiamo 40 macchine della categoria All Star, che sono macchine che hanno avuto un passato sportivo. Riguardo al raduno Ferrari abbiamo circa 10 macchine, purtroppo le Ferrari sono sempre fatica, cioè si fa sempre fatica ad averle, e le Abarth abbiamo 22 veicoli. Andiamo avanti con le premiazioni. Allora, partiamo con le motociclette. Abbiamo il motociclista che è venuto da più lontano, che ha percorso 282 km, e è il numero 11, una Triumph T100 del signor Gallo Claudio del Motoclub Desio. Bravo! E il premio è un set di 2 bicchieri lavorati a laser con il logo del nostro club, insomma. No, il prosecco, siccome abbiamo detto che da troppo lontano arriva troppo caldo, non l'abbiamo messo, insomma. Ok, un applauso al signor Gallo. Poi abbiamo la motocicletta più vecchia, lo cito, ma purtroppo ha dovuto fermarsi. È la numero 10, un Guzzi Airone 250 del 48, il signor Trombin Massimo. Un applauso anche se non c'è. La motocicletta regina del raduno, quindi la motocicletta che si è distinta per un sacco di motivazioni. Praticamente durante le iscrizioni il direttivo ha visto le moto e con le votazioni è uscito un premiato praticamente. La motocicletta è la numero 1, l'Africa Twin 750 del 1991, motocicletta Lady, quindi una donna che si è distinta in moto, è la numero 13, la Cagiva Raptor 650, spina rossana chiara dell'83. Sarebbe grazie. Quindi Centauro più giovane, il numero 16, una Vespa PX 125, il signor Iacco Stefano del 2006, che è già vecchio. Grazie. E abbiamo il Centauro più esperto, perché non si può dire diversamente, il numero 38, una moto Guzzi Imola V35, il signor Putti Gianpietro del 1934. Un applauso al signor Putti. E la motocicletta più simpatica, che non è proprio una motocicletta, ma comunque insomma era il mezzo esatto, il più particolare, è il numero 58, una Can-Am BRP Spider del signor Bellan Claudio di Valli di Chioggia. Ha 2 ruote davanti e una dietro, insomma. Okay? Un applauso ancora su Claudio. Così, il terzo classificato dei gruppi più numerosi è composto da 3 centauri, è il Club Dogaletto. Il signor Leonardi, il Club Dogaletto, 3 centauri. La fotografia. Secondo classificato, gruppo più numeroso, 4 centauri, il Motoclub Este. Il primo gruppo più numeroso, il primo classificato è di 8 centauri, il Vespa Club Cavarze, i nostri fratelli. Ti tira Bellotti Mauro. Grazie. L'auto più datata. L'auto più datata è una Fiat 1100 una Fiat Balilla Spider del 1934, provenienza da Goro, che ha fatto 50 km, è il signor Benazzi Moreno. Ecco qua, grazie signor Moreno per la presentazione. Raduno auto, driver più esperto, è una Triumph Spitfire 1005 del 77, provenienza da Padova, circa 40 km, il signor Carpanese Francesco di Autoclassica Drivers Club. Ecco qua, una foto. Il conducente più giovane quest'anno è del 2024, è il signor Daffrè Christian su Alfa Romeo 164. È la macchina più vecchia di Tesla. Il secondo anno consecutivo. Non nasce dei nuovi piloti, nascono nuovi piloti. Grazie mille. L'automobilista più lontano ha fatto 345 km, viene da Monvalle Varese, e con una Lancia Fulvia Coupé, il signor Gini Danilo. La conducente Lady più esperta è di Rosolina, ha un Audi TT Cabrio, la signora Martinello Gianfranca. Poi invece la conducente Lady più giovane è la signorina Zagolin Giulia con una Fiat Osi 1200 Spider, che tra l'altro è anche una macchina rarissima.
Grazie Giulia, continua così, ne avevo bisogno. Willy è il ragazzo che vi ha seguito con il drone, poi fra qualche settimana verrà fuori il DVD, lo troverete sul sito per chi vuole acquistarlo, oppure potete passare dal nostro club e potete averlo. Abbiamo l'auto regina del raduno, è una Mercedes SL 190, il proprietario è il signor Zoccoletti Nicola, è il premio auto regina, eccolo qua, come ogni anno, è dedicato a Francesco Pacchiega, il nostro scusate, è il nostro fondatore Francesco, e consegna il premio Valeria Lubini, che è la moglie. Valeria consegna, grazie a Nicola e complimenti per l'auto perché è bellissima, insomma ne merita. Allora, adesso è ancora più difficile. Allora premiamo l'auto più stravagante. Quest'anno abbiamo fatto un premio dedicato a mio padre, che è mancato a gennaio per anzianità. Mio papà era un personaggio molto stravagante nelle sue costruzioni, costruiva moto, macchine, aeroplani, motoscafi, ha costruito tante cose, ha partecipato a dei raid a motonautici, ha fatto un po' di tutto, faceva i carri allegorici, è stata una persona che ha sempre costruito tutto con materiali di risulta, quello che voi buttate nei bidoni o nelle discariche lui raccoglieva e costruiva qualsiasi cosa, da biciclette pedata a mano a monocicli a ciclomotori. Ha costruito negli anni 80 un monopattino elettrico che adesso tutti usano, mai brevettato, il drone sempre negli anni 80, insomma tantissime cose che non sto qui a elencarvi. E è mancato a gennaio per anzianità e abbiamo dedicato questo premio, insomma, grazie al direttivo che mi ha chiesto di fare questa cosa, insomma. Allora il secondo posto è il maggiolino grigio, bianco e rosso che avete visto in parcheggio e anche durante il raduno, e il numero 53 Schianta Moreno, è un maggiolone del 1973. E grazie di aver partecipato, e con questo premiamo l'auto più stravagante, che è la numero 32 di Melcarne Francesco, che è un maggiolino che avete visto, è quello giallo con un finto rat, Francesco. E comunque è un signore che di esperienza ne ha finché se ne vuole. Ho visto che la sa anche lunghetta a proposito di cavallini rampanti e cose che lo riguardano. Parlo del signor Zacchieri Cancano. Grazie veramente, io Non ha parole. non ho parole veramente, sul serio. Grazie. Grazie a te per essere venuto con noi a farci compagnia. Un altro riconoscimento viene data ai partecipanti con la Ferrari più storica. In questo caso la Ferrari più storica è una Ferrari Dino 208 GT4 con cui si è presentata la signora Pasetti Francesca. Hai la macchina più vecchia, però tu non sei la più vecchia. Allora, il nostro piccolo presente. Wow. Grazie ragazzi, siete fantastici. Grazie mille, grazie Fabio, grazie Olco. Allora, questa signora che vedete qui, Francesca Pasetti, ormai è conosciuta più come Lady Fulvia. Bene, da oggi sarei conosciuta ancora come Lady Ferrari, visto che sei la donna che si è presentata con la Ferrari. Quindi io direi di fare una cosa del genere. Facciamo finta che tuo papà ha fatto il giro più lungo e quindi è il driver più lontano e tu ti porti a casa la Lady. Ah, ok. Ecco, quindi si è accumulata così. Grazie. Ripeto, ribadisco, siete i numeri uno, grazie mille. Sempre qua col cuore. Grazie. Ci vediamo in cavallo. Grazie, bravi. A voi. Io ho baciato lei, sono a posto. Io ho baciato lei, sono a posto. È pericoloso, è pericoloso. Ciao, grazie. Ecco, allora l'auto regina Ferrari di questo raduno è quella del signor, non so se sia sua, Donolato Torino. Venghi.
Sì, il discorso proprio del dubbio c'è insinuato dentro di noi, però tutto può succedere. Allora stiamo parlando di un testa rossa, buono dado, per questo la nostra scelta è stata su questo modello, buono dado doppio specchio, autoregina per uno dei signori veri della vita e nella passione dell'automobilismo del nostro territorio e anche un po' oltre. Questo signore, non so quanti anni siano, ci conosciamo, non ho la minima idea, sono tanti. Io sono venuto a prendere il tuo 131 Abarth che hai fatto la macchina che non usciva dal garage. Tu non pensi che io mi sia dimenticato? Mi mettono sulla macchina del mio figlio quando faceva l'altro cross. Sono passati tanti anni, ti ricordi? Se mi ricordo, Giù il muro del garage perché non usciva la tua macchina, quella che facevi sta cross. no, queste sono lezioni di vita, ragazzi, non sono barzellette, Passiamo agli abartisti, parte più storica. Abarth 850 TC del 1962, Giorgio Marsotto. Grazie, vi ringrazio ho molto piacere in teoria essere presente. Vi ringrazio per la premiazione. Grazie Giorgio, Grazie. A te, grazie. L'abartista che è arrivato al nostro raduno, che arriva da più lontano, è Darugna Patrick, numero 18, arriva da Lamont e si è fatto dal centro di Lamont, perché noi i dati li prendiamo dalla piazza di Lamont. Infatti a Cavazza non ci sono dati, non c'è la piazza. Allora, dalla piazza di Lamont a qui abbiamo a Cavazza abbiamo calcolato 148 km e 800 metri. Il driver più esperto nel senso di esperienza Anagrafica. Vittorio di Portoviro Lancia Delta. con la Lancia Delta integrale. Numero 13, Ferro Vittorio. Vittorio. Saremo i più vecchi, siamo i meglio. Grazie. E adesso vogliamo qua con noi il più giovane, quindi quello teoricamente meno esperto. Col numero 10, Danieli Francesco, Lancia Delta integrale, 16 valvole. Danieli Francesco. Anche per gli Abarth abbiamo previsto l'autoregina. Per la gloria che ha avuto questa macchina nei rally, abbiamo pensato di premiare Cappetta Simone su 124 Abarth, gruppo 4. Potremmo quasi dire che hai la macchina più vecchia di te, però comunque dai, comunque bravo Simone, grazie della partecipazione e alla prossima, grazie. Allora passiamo alle All Star, ovvero tutte le macchine che hanno avuto un trascorso storico e che hanno contribuito ad ampliare la popolarità dei rally e non solo nelle varie discipline sportive e automobilistiche in Italia e nel mondo. L'auto più datata per quanto riguarda le All Star è quella magnifica Lancia Flaminia numero 4 di Todoberto Maurizio. Grazie Maurizio. E complimenti per un esemplare che è sicuramente difficilissimo da trovare in giro. Per questo, anche perché sappiamo che la ruggine era una delle sue malattie principali. Lo è, bravo, ma confermato. Il partecipante con l'All Star arrivato da più lontano con 204,8 km di viaggio è la numero 6 di Benfatto Giuseppe su un BMW 2002 Ti. Ecco qua. Grazie. Ok, allora abbiamo detto Benfatto l'auto più lontano. l'auto più lontana con 200 rotti chilometri. Grazie ancora. Allora, il driver meno esperto, che sarebbe più giovane tradotto, Classe 2001. è del 2001, quindi complimenti perché ha 23 anni. Destro Davide. Ancora a compire, tra l'altro. Sì.
Destro Davide col numero 8. Ho sentito Davide numero 8. Numero 8, destro Davide, perché sei il più giovane. Ah, ecco, grazie. Sì, il più sborbato. Mi sono Quindi Corazzari Michela è la Lady All Star 2024. Grazie Michela della tua partecipazione. Ok, per le All Star devi decidere te l'autoregina. Qua mi tocca proprio nel cuore, nel vivo, perché ho avuto un trascorso con questa berlinetta francese. I più avranno già capito di cosa stiamo parlando. A me è successo, ho avuto la fortuna di possedere una berlinetta, una delle 6 preparate per Monte Carlo. Sto parlando naturalmente della Alpine A110 1600 versione Monte Carlo Rizzo. Fatti vedere Rizzo, dove sei? Rizzo, complimenti per la macchina. Ma vuoi cosa? Complimenti, grazie della partecipazione. Allora, scuderie o club. Quest'anno la terza classificata è stata la SD Motori di Legnaro, vincitrice dell'anno scorso. La seconda classificata è stato il Team Bacan. Quest'anno il trofeo della scuderia è praticamente della Monselice Corse. Federico, vieni perché ti sei conquistato il terzo posto per la classifica team scuderie e naturalmente il secondo classificato della Legnaro Motori. Grazie a questi ragazzi che ci fanno veramente onore tutti. Grazie ai miei amici, ragazzi della scuderia Monselice Corse, perché queste sono emozioni che continuano a regalarci durante l'anno. Grazie di cuore. No, volevo solo dire grazie al Motoring che anche quest'anno ha scritto una pagina di motorsport a Cavarzare. Monselice Corse è sempre stata presente ai suoi raduni, quindi mi viene da ringraziare innanzitutto i nostri soci, sempre presenti qua in massa, e un grazie al Motoring Classic Club Cavarzare e un arrivederci a presto. Allora Michele Mancin ci ha pregiato, è stata, credetemi, è stata veramente un'impresa portare questa vettura. Con la presenza di questa 430 è una fuoriserie, una roba che veramente ho visto letteralmente occhi cadere per terra, ho visto gente sparare su questa vettura ed è davvero un onore e un piacere avervi ospitato. Grazie mille a tutti voi, è stato un piacere essere qui con voi questa manifestazione veramente bellissima e bravi. Grazie. Vorrei ringraziare e avere qui Nicola Guarnieri della Fulvia Tour. Nicola, grazie anche quest'anno. Grazie Nicola, grazie. Altro sponsor per noi molto importante, parlo della Mafra, quindi di Guasti Fabrizio. Grazie a voi, sempre bello. Niente. Siete bravissimi perché vi rinnovate ogni anno, proponete sempre cose nuove e non si può che essere automatico, insomma. Va bene? Grazie. Grazie Fabrizio, grazie. Rudy, terzo anno che sei il nostro testimonial. Grazie. Hai ereditato una cosa molto importante perché hai preso il posto di Sandro Munari. Grazie. Quindi credo che sia per me un onore perché è il più grande per noi, inutile che tu dica. Cavallari, Munari e poi vabbè Rudy. Quindi Rudy, grazie ancora per la tua presenza intanto. Allora, per me è un onore, sicuramente. Non so se sono all'altezza di prendere il posto di Sandro Munari.
perché Sandro Munari è la sua Olimpo per me, è un dio, insomma, io non sono un dio, sono ancora molto tranquillo, forse un angelo. Ecco, grazie Fabio, sono veramente onorato, cercherò di rappresentarvi sempre al meglio e quindi grazie ancora. Alla prossima, all'anno prossimo. Massimo, prima in piazza eri in veste ufficiale, adesso qui sei in veste di amico, di regista, per cui un piccolo presente anche per te, ovviamente c'è. Ti ringraziamo sempre della disponibilità che dai, indipendentemente comune o meno, ma come Adriotto sei sempre stato veramente bravo. Quindi intanto un applauso a Massimo Barbuiani, non al sindaco ma a Bobo. E che dici Massimo, il prossimo anno cerchiamo di fare qualcos'altro. Allora, buongiorno e grazie a tutti, grazie di essere transitati per Adria, grazie veramente, ho visto tanta gente, è sempre bello respirare un po' di benzina, perché quella di una volta, quella che ci ha fatto, d'altra parte siamo tutti cresciuti a pane e benzina qua, è inutile dirlo, e mi sono portato via un po' di robe, perché questa è una maglietta che voglio consegnare a Rudy, che è una maglietta quella ufficiale del comune, c'è scritto: signor Rudy, volevo consegnarvi questa maglietta, un po' di opuscoli Adriotti, vabbè. Adria nel cuore, perché poi prima di tutte le passioni c'è l'amore che uno porta per la propria città. Io da tanti anni ho sempre lavorato per cercare di fare iniziative molto importanti per portare in qualsiasi modo la gente a visitare la nostra città. E agli amici del Motoring Club consegno il gagliardetto ufficiale. Grazie a tutti, buon divertimento ancora. Grazie Massimo. Adesso un piccolo pensiero per chi ha lavorato anche per il raduno. Grazie a Giovanni Scarpari della Fotosport. Giovanni. fregatura qua, è un piccolo ricordo. E stessa cosa per Trevisan Nicola, che da anni segue oltre il nostro sito anche il video del raduno della manifestazione. Quindi Nicola, grazie anche a te per l'impegno che ci metti e per il servizio che ci fai. Bene, buona prosecuzione. Allora, adesso a Rosolina abbiamo allestito una prova di regolarità. Più gente viene, più ci divertiamo. Grazie intanto.